Euroregione.news. Far East Film Festival 25esima edizione. Il Far East Film Festival festeggia il suo 25esimo anniversario con una superba programmazione, ma durante tutti gli anni di questa geniale intuizione sempre altissima è stata la qualità che ha portato Udine, il Friuli Venezia Giulia, sulla ribalta internazionale di un festival unico in Europa per il suo genere. Con l'aggettivo diverse a significare asimmetria e diversità, come lo è la cinematografia e la società asiatica, il festival è stato presentato da Sabrina Baraccetti al Visionario di Udine, che sarà insieme al Teatro Giovanni da Udine, sede consueta dell'evento, con la novità quest'anno di una terza location, la ristrutturata Torre Antica di Santa Maria di Confindustria Udine, che ospiterà le sezioni Ties That Bind e Focus Asia, che FEF organizza da 14 anni l'una e 8 anni l'altra con il fondo audiovisivo del Friuli Venezia Giulia. Prima del FEF. La retrospettiva messa a punto per il 25esimo anniversario. Dal 21 al 29 aprile, quindi 42 film in concorso per un totale di 78 titoli da 14 paesi, 9 anteprime mondiali, 13 internazionali, 14 europee, 23 italiane, 15 le donne registe, 12 gli esordienti. Corposa la sezione retrospettiva del festival sotto il titolo Hey B-Side Vibes Greatest Hits from 80s and 90s. Il festival ripropone anche il giornalismo d'attualità con Giulia Pompili e Francesco Radiccioni nella rassegna stampa internazionale, le 4 puntate del nuovo podcast Bambù, la formazione giornalistica culturale con i giovani partecipanti a FEF Campus, l'arte visiva con l'artista Vincenzo Filosa, la sezione Industry con Focus Asia e non da ultimi Far East Events, che animeranno il cuore di Udine, tra questi l'ormai mitico Far East Cosplay Contest. Il sindaco di Udine Piero Fontanini, accompagnato dall'assessore alla cultura Fabrizio Cigolotta, ha evidenziato la caratura del festival, uno degli eventi più importanti per Udine, capace di proiettare la città sulla ribalta internazionale. Dal palco hanno confermato il loro sostegno all'evento il direttore commerciale di Credi Friuli Massimiliano Cecotto, che ha sottolineato l'attenzione concreta della banca alla sociale e alla sostenibilità ambientale, come pure Albino Belli, direttore di Est Energy, che ha richiamato la decisione dell'azienda di brandizzare con i loghi AMGA Energia e Servizi Gruppo ERA i mezzi elettrici che verranno utilizzati per i transfert degli ospiti del festival. Ad aprire il festival un feel good movie, Ajuma di Hee Shuming, prima coproduzione tra Singapore e Corea del Sud. A seguire il secondo titolo, Bad Education, commedia nera scritta e prodotta da Jinens Infantry del cinema taiwanese, diretto da Kai Ho. La Closing Night vedrà invece brillare l'ultimo capolavoro di Zhang Yimou, film in costume che mescola mistero, umorismo e azione. Il Gelso d'oro alla carriera di questo FEF 25 va a Baishio Cheiko, celebre attrice e cantante giapponese che porterà il suo film più recente, Plan 75 di Ayakawa Chie. Nel 2019 la regista discusse il progetto del film proprio al FEF. Baishio Cheiko è famosa per aver interpretato il ruolo di Sakura nella serie cinematografica Tora-san, ha ricordato il critico e storico del cinema Giorgio Placereani. Miyazaki, da grande suo ammiratore, ha segretamente modellato su di lei Sophie Hutter, il personaggio principale del Castello di Hall. L'altro attesissimo super guest del FEF 25 è Watanabe Hirobumi, che a Udine presenta 2 anteprime mondiali, Techno Brothers e Way of Life. Tra le novità del FEF 25, 4 masterclass con altrettanti grandi personalità del cinema asiatico. Con il supporto di My Movies, FEF 25 offrirà anche quest'anno una preziosa selezione di titoli online con 22 film. Come sempre sarà il pubblico a stabilire i 3 film che saliranno sul podio, mentre spetterà a 2 giurie specializzate il compito di assegnare il Gelso bianco per la miglior opera prima e il Gelso per la miglior sceneggiatura, in collaborazione con il premio internazionale alla miglior sceneggiatura Sergio Amidei. Il festival ripropone anche Focus Asia, la sezione Industry, che è riuscita a tessere una rete solidissima di partner internazionali. Per la prima volta Focus Asia e Ties That Bind, lo storico workshop che riunisce a Udine produttori da Asia e Europa, lanceranno una partnership con il Marché du Film Festival di Cannes. Alessandro Gropplero,
del Fondo dell'Audiovisivo ha ricordato che in 14 anni di Ties That Bind e 8 di Focus Asia sono stati sviluppati più di 100 progetti, di cui oltre la metà realizzati e selezionati in festival internazionali. Ogni anno Ties That Bind chiama 15 produttori da Europa e Asia per sviluppare 9 progetti di film, mentre Focus Asia fa incontrare 200 professionisti europei ed asiatici per finanziare e distribuire nuovi progetti di film.